Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Bene, oggi vedremo uno dei più semplici circuiti radionici che ci sono in circolazione che ha fatto il vostro Marietto Veneziano e sono scaricabili gratuitamente nel sito da ilcapitano.altervista.org o nel gruppo di Facebook di Hildegarda e Marietto Veneziano. Quindi passiamo subito all'operazione per vedere come usare questo circuito radionico per imprimere le vibrazioni primordiali e sacre dell'Om in un nostro testimone. Partiamo subito con il classico quadrante radiostesico per la valutazione. Vedete, questo quadrante radiostesico lo sapete che si può scaricare gratuitamente dal sito ilcapitano.altervista.org e mettiamo il nostro testimone nel centro il pallino. Prendiamo il pendolino e chiediamo: possiamo usare il circuito radionico per imprimere le vibrazioni cosmiche sante dell'Om su questo testimone. E il pendolino vedete che va sul sì, quindi siamo sicuri che il testimone è adatto per questo tipo di circuito radionico. Fatto questo, cambiamo quadrante radiostesico e vediamo per quanto tempo. Vedete quanto tempo possiamo mettere il nostro testimone nel circuito radionico vibrazionale dell'Om. Prendiamo il testimone, lo mettiamo nel pallino e chiediamo per quanto tempo. Questo chiaramente è il quadrante di un'ora, e vediamo, di un orologio, e vediamo che ci dice 5 ore. Perfetto, raggiunto questa informazione, togliamo il nostro testimone, cambiamo quadrante e vediamo se questa operazione col quadrante radiostesico per la valutazione e trattamento andrà a buon fine. E vediamo anche, e vi voglio ricordare che non è un trattamento medico ma solamente un trattamento vibrazionale. Quindi mettiamo il pendolino sopra il testimone e chiediamo come andrà l'operazione e vediamo che sarà molto favorevole. Perfetto, fatto questo punto siamo sicuri che l'operazione andrà a buon fine. Quindi togliamo il pendolino, togliamo il nostro testimone dal quadrante radiostesico per la valutazione del trattamento e prendiamo questo circuito radionico. È uno dei più semplici che il vostro Marietto ha fatto anni fa. Vedete, questo circuito radionico lo si può trovare nel sito ilcapitano.altervista.org o nei gruppi di Facebook e Marietto Veneziano. Bene, lo prendiamo, mettiamo nel centro il testimone, prendiamo il nostro pendolino e raggruppiamo e valorizziamo il testimone con le vibrazioni dell'Om. Vedete? Facciamo minimo 21 giri e l'ideale sarebbe far finire la sua corsa al pendolino. Vedete? Chiaramente questo è un'esercitazione e quindi io mi fermerò qui. Però voi fate almeno 21 giri oppure lasciate che il pendolino perda la sua forza e si fermi. Chiaramente cosa serve questo circuito radionico? Serve a raggruppare le energie dell'Om, delle vibrazioni primordiali del suono Om nel testimone, sul testimone, così che se ne è un tipo che voi conoscete e non fa mai meditazione e non dice mai Om profondamente queste vibrazioni e come potrei dire, lo impregnano anche se lui non ci crede, mettiamola giù così. Quindi è un bellissimo circuito radionico che serve per questa occasione qui, quando magari voi incontrate qualcuno che non fa mai meditazione, che dice io quelle cose non ci credo, ma voi volete aiutarlo, questo è un ottimo sistema. Bene, finito di usare il pendolino e di imprimere queste forze, si prende il circuito radionico, lo si mette in un posto sicuro, perché voi avete visto che bisogna un radio sopra un
un tavolo dentro un cassetto, lo lasciate lavorare questo circuito radionico, perché è una macchina radionica, per almeno 5 ore. Bene cari amici, anche per oggi il vostro Marietto Veneziano ha finito questa pillola. Mi raccomando, se non vi siete ancora iscritti al canale del tubo di The Garden Marietto Veneziano, di farlo pure, perché siamo sempre felici se qualcuno si iscrive ai nostri canali, o di venirci a trovare nei gruppi di Facebook di The Garden Marietto Veneziano, dove potete trovare questi circuiti radionici da scaricare e stampare gratuitamente. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!